Nuove aperture del 26 aprile e nuovo DPCM, ma il coprifuoco delle ore 22 rimane. Ma rimarrà anche quest'estate? Vediamo cosa ne pensano i bassanesi. Stiamo andando via tutti di testa, prima o dopo, per cui non so neanche io cosa pensare. No, io sono contrario al coprifuoco alle 22, bisogna farlo fin verso le 23, temo che il governo andrà su una linea dura. Io spererei di no, perché qui non si può sapere, da un giorno all'altro si cambia sempre tutto, sicché speriamo di no, però certo che alle 22. Sono d'accordo perché prima di tutto viene la salute dei cittadini e poi viene il resto. Ma io penso che sia un pochino un'esagerazione, magari anche solo per il discorso della ristorazione, per poter fare le cene la sera e riaprire i ristoranti avrei spostato almeno di un'ora, È un'indecenza, cioè non se ne può più, ormai sono 2 anni che andiamo avanti. Io sono un imprenditore, lavoro nel mondo della notte, ristorazione e locali. Io non ho parole veramente, io non so come farà il turismo quest'estate nella regione Veneta, che la gente possa andare in ferie ed essere alle 10 rientrare a casa o tornare in albergo. Chi è che prenota? Tutti i miei amici facendo un giro di telefonato hanno detto che vanno tutti all'estero.